La capacità evocativa insita nelle opere pittoriche del peruviano Boris Vallejo è percepibile al primo sguardo. Che si tratti di illustrazioni per le copertine di libri fantasy e di fantascienza, calendari, albi a fumetti o locandine di film, lo stile di Vallejo riesce ad emergere limpido e dirompente. Lo stupore suscitato dalle sue copertine cresce ad ogni passaggio su ogni singola pennellata o tratto ad inchiostro. I suoi chiaroscuri e le scelte cromatiche sono il suo marchio di fabbrica. I soggetti ricorrenti nella sua arte sono eroi dalla corporatura possente, guerrieri senza macchie e senza paura, pronti ad affrontare ogni sorta di nemico o pericolo. Uomini e donne dai muscoli scolpiti che lottano contro esseri umani, robot o creature mostruose. Vallejo pone un'attenzione particolare nei confronti della rappresentazione dei corpi che, nella sua visione di realtà alternativa alla nostra, ci porta alla mente lo studio sull'anatomia umana di Michelangelo Buonarroti. Le ambientazioni sono le più diverse, i personaggi di Vallejo si muovono nei territori inesplorati di pianeti lontani o nelle terre desolate di mondi sconosciuti, negli abissi marini, nelle profondità della Terra. Vallejo iniziò la sua carriera appena arrivato a New York nel 1964, occupando il posto di illustratore per una catena di negozi. Innamoratosi dell'illustrazione fantasy, si espresse in questo genere al meglio realizzando opere a olio su tela. Molte delle sue illustrazioni ritraggono Conan il Barbaro, Doc Savage, Tarzan e tanti altri personaggi della letteratura e dei fumetti. Sono centinaia le sue opere riprodotte su libri, locandine di film, poster, dischi e pubblicità. Il suo talento fu presto notato dall'industria cinematografica che gli conferì diversi incarichi, come le copertine di Barbarella e di Guerre Stellari L'impero colpisce ancora. Un talento cristallino che gli fece guadagnare fin da subito un posto di rilievo tra gli illustratori fantasy nel mondo.